Chiusura dell'anno accademico 2010-2011 dell'Università per la terza età. Vediamo. Questa sera al Centro Culturale Leonardo da Vinci una divertentissima commedia teatrale per festeggiare la chiusura dell'anno accademico 2010-2011. Lei è il presidente dell'Uniper, giusto? Cos'è innanzitutto? L'Uniper è una università rivolta soprattutto alla terza età, che raccoglie attualmente 350 iscritti, ha circa un corpo docenti formato da 60 insegnanti, tra cui 10 medici, e affronta tutte le tematiche che una vera università deve affrontare. Quindi le nostre lezioni vanno dalla medicina alla storia, ai grandi viaggi, alla letteratura italiana, alla storia, quindi diciamo una panoramica a 360 gradi. Che età hanno le persone che partecipano a questa università? Sono persone che, di età avanzata, della terza età, comunque lo spirito è uno spirito certamente giovanile, quindi questo ci fa molto piacere. Ebbene io vi sfido, lui ci sfida, andiamo! Allora, bandera partita, San Marco! Come si svolgono le lezioni? Ci sono 3 giorni alla settimana per 2 ore delle lezioni frontali e poi ci sono una serie di corsi, corsi di lingue, corsi di informatica, il laboratorio teatrale, ma comunque l'attività dell'Uniper non è solo legata alle lezioni frontali, consiste anche in tutta una serie di attività, uscite, visite a mostre, visite a tutto quello che è all'esterno, che ci aiuta anche a stare insieme, a socializzare, e sono splendidi momenti di vita che vedo che i nostri alunni giovani universitari, come li definisco io, apprezzano moltissimo. Con quale entusiasmo si approcciano agli studi nella terza età? Alle volte anche con molta serietà, io molto spesso prendono appunti, fanno domande, sono ricchi di curiosità ma anche ricchi di esperienza, e molte volte gli interventi degli alunni aiutano anche i docenti a dare il meglio di se stessi. Questa sera una divertentissima, direi, commedia teatrale, opera appunto degli alunni dell'Uniper. Volevo solo sottolineare il fatto che parte delle parti maschili sono fatte da donne, e questo ci dice qualche cosa. La donna è più facile al confronto, all'attività, all'apertura, manchiamo un po' di studenti maschili, di uomini, e questo è un invito. È un bellissimo momento per stare insieme, e le cose che vengono offerte non sono solo tipicamente femminili, quindi se arrivano dei nuovi iscritti maschi noi saremo molto felici.